Insomma, amici di Scratch, che felicità essere oggi in questa puntata con tanta bella compagnia, a iniziare dalla mia Ilenia Lazzaro, che oggi veste veramente bene, è una bella ragazza e noi siamo contenti che la gente possa godere di una bellissima ragazza così. Come sono contento questa sera di vederti in maniera particolare, guarda te. Anch'io Nicola, perché insomma sei tornato da questa breve vacanza, che vacanza non è stata, e quindi ti vedo bene. Sì. E insomma saluto i nostri telespettatori, perché tanti sono chiesti come sta Nicola, come non sta Nicola. Io non uso i social perché i social non mi piacciono, perché poi dopo sai, ci sono quelle fotografie con un dito perché la gente poi dice cosa... Cioè, a me piace inneggiare alla felicità, il diritto alla felicità dei ragazzi, però mi corre non l'obbligo ma il piacere di poter ringraziare gli Ospedali Riuniti di Brescia che insomma mi hanno curato molto bene, hanno fatto un intervento importante, ma insomma nel giro di una settimana sono qua e con il piacere di poter ringraziare il primario che è un mio amico e si chiama Giusto Pignata, l'anestesista il dottor Gabriele Tomasoni, il chirurgo il dottor Tiziano Travaglia e tutto il reparto di chirurgia 2 di questa bellissima clinica, perché bisogna pur dire inneggiare a coloro che hanno le grandi eccellenze. E gli italiani sono grandi eccellenze e questa ne è stata una testimonianza. E per cui quando sei in quei posti, che io dico sempre alla gente, specie quando pensa di avere l'immortalità e soprattutto l'ardir di essere sempre meglio degli altri, di farsi un giretto e andare a vedere cosa succede in certi reparti, perché ti dà quella sensibilità e quella felicità di poter dire e gioire e anche piangere perché non hai dolori. E questo mi rifaccio soprattutto all'andazzo che sto vedendo in questi ultimi tempi anche nei campi di gara del ciclocross, perché tanti si sentono fenomeni, tanti vogliono far vedere che sono più bravi degli altri, quando poi dopo la nuda e cruda realtà è che quando la vita ti prende a calci in faccia e ti dice guarda che la realtà è questa, fai un passo indietro e cominci ad essere un po' più umile e quindi le regole della vita cambiano. E quindi vorrei che questo discorso passasse anche per la buona educazione e per la volontà di capire che le esigenze altrui sono importanti come le tue, e ho sentito delle cose che non mi sono piaciute e quindi vorrei che tu anche me lo dicessi cosa è successo in quel bel posto che è Vittorio Veneto. Io penso che abbiamo sempre fatto un grande spot di ciclismo e ciclocross come scuola di vita, e molto spesso l'abbiamo paragonato alla differenza con la strada, perché in effetti il ciclocross è veramente una grande famiglia. Però questa volta mi voglio togliere anche un sassolino dalla scarpa, perché veramente ultimamente ho visto un po' troppa esasperazione, atleti che urlano dietro anche agli organizzatori, dando del testa di cavolo e quant'altro, e molto spesso chi è in gara non sa chi è la persona che magari è vicino e che si è sbattuta un mese, 2 mesi per lavorare. Non sai cosa c'ha a casa. Non sai cosa ha a casa. Stessa cosa, i commenti sui social. Stiamo cercando di dare, parlo anche per il gruppo di lavoro, voi non sapete quanto lavoro c'è dietro, non sapete cosa lasciamo a casa molto spesso, e lo facciamo quasi sempre non per i soldi, ma per l'amore che abbiamo per questo sport. Quindi io certi commenti non li tollero, non sono critiche, sono offese gratuite e non servono a niente. Chiudo il discorso sul spot ciclismo come scuola di vita. Molto spesso io ho detto, invece di portare i bambini nei centri commerciali, portiamoli nei campi da ciclocross. Adesso, in questi giorni, come mamma mi faccio delle domande, perché non è ammissibile che dei bambini, abbiamo molti bambini del ciclocross. Io volevo fare, addirittura ieri ho parlato con la moglie di Cristian Cominelli, perché ho detto guarda quanti bambini piccoli che vengono, nonostante ci sia meno 3, meno 4, li vedi tutti imbacuccati tutto il giorno fuori, e volevo fare un servizio solo sui bambini del ciclocross. Però adesso mi dico, sono sicuri? Se invece ci troviamo in un campo e non in una strada e abbiamo macchine che sgommano perché non si sa che motivo, gente che non è attenta e rischia di prenderli sotto. O ipertesa. State attenti, perché noi portiamo i bambini, li guardiamo,
Però se c'è un parco con un'altalena e tu in quel momento sei solo ospite perché hai un gazebo lì, non puoi fare il padrone del parco con l'altalena, perché sono i bambini i primi che devono usufruirne. Quindi più umiltà, stiamo calmi tutti, ok? Nelle ultime gare ho visto anche tante critiche agli organizzatori. Ringraziamo che abbiamo gli organizzatori, perché se no ogni domenica andate a correre in Svizzera, andate a correre all'estero e poi vediamo, perché io sono stata al nord Europa e tutto sto stress che vediamo nelle ultime gare qui non l'ho visto sinceramente. Facciamo sempre i fenomeni, ecco. noi. Mi dispiace per questa manfrina, però dovevo applauso dirla. alla mia Ilenia. Grazie. Sì, perché io prima dicevo l'Italia è un brand spendibile, non siamo mica ultimi, anzi siamo i primi quasi ogni cosa. E anche mi piacerebbe poi dopo fare un saluto a Maurizio Schiavon, che penso sia l'unico, è uno degli ultimi veramente made in Italy, di quelli che non vanno mica all'estero. Sono quelli che bisogna fare proprio, lanciare, come una volta c'era pura lana vergine, puro made in Italy, cioè quelli che pagano le tasse in Italia, che spendono i soldini qui in Italia, che danno da lavoro qui in Italia e tutto quello che fanno lo producono qui in Italia. E quindi anche per lui un salutone per quello che ha fatto in questi anni e speriamo ancora potrà fare, perché è stato un autentico galantuomo in questi anni e io gli sono molto vicino, perché anche qua bisogna stare attenti a come ci si comporta, un po' di educazione. Il tuo giardino non può oltrepassare quello di un altro e quindi bisogna avere un po' di fair play con tutti, un po' di buona educazione, come quella che ha avuto comunque in questi 5 prove del Master Cross, ma non soltanto, il nostro Giacomo Salvador, che vado ad applaudire e a salutare volentieri. Buonasera a tutti. Giacomo, io ti ho detto che tu sei sempre stato il faro del Master Cross, ci sono tante croci, delizie, noi preghiamo sempre che vada sempre tanto avanti, poi dopo i ragionamenti li farete quando sarà chiuso tutto, avete tutto il tempo per mirare dove ci sono le cose da correggere o meno. Però ieri è stata una grande festa a Vittorio Veneto, ricordiamo la città della vittoria, quindi un'evocazione, un ricordo alla fine della guerra del 15-18, ha trovato, diciamo così, a fine anno questa bella chiusura con tanti ragazzi. Io credo che tu sia stato anche contento, indipendentemente da alcuni atteggiamenti. Sicuramente noi ci abbiamo messo l'impegno come solito per fare una gara di un certo livello e mi dispiace che doveva venire anche un tedesco che però all'ultimo momento aveva dei problemi perché avevamo fatto anche l'ingaggio. Noi come cicloturistica quest'anno abbiamo aperto i 100 anni della Grande Guerra a gennaio, il 18 con la prima internazionale, con la finale dell'anno scorso e chiudiamo l'annata con tutti gli avvenimenti che ce n'era in continuazione ogni mese a Vittorio Veneto. Per me è stato un onore chiudere l'annata della Grande Guerra e l'ho detto anche su Rai Sport, che è importante che i ragazzi imparino a conoscere la storia, sì. Quello che hanno fatto i nostri vecchi, che hanno dato un lustro all'Italia, che forse ultimamente stiamo perdendo, perché abbiamo molti talenti, ma guarda caso vanno tutti all'estero ultimamente e stiamo perdendo tante cose che avevano un valore immenso. Purtroppo ieri sono successe qualcosa di particolare, mi dispiace perché io ci ho messo l'impegno massimo. Abbiamo lavorato una settimana sotto il freddo, l'ho fatto volentieri. Io stanotte ieri notte non ho dormito per questioni che non sto qua a elencare, perché non mi piace far polemiche a più di quello. Però sarebbe utile che tutti rispettassero quello, perché sulle entrate, e era stato scritto anche sui social, avevamo chiesto a tutti di portare solo i gazebi, che erano a 100 metri dal parcheggio dei camper. È troppo lunga. Però o fai guerra tutta la mattina, anche nei portoni ho messo delle persone valide, abbiamo permesso di entrare anche nel parco, stamattina abbiamo controllato, danni non ne sono stati fatti perché là è un centro disabili di una certa importanza, certo. Che noi stiamo, quasi tutta la cittadinanza di Vittorio sta mettendo dei soldini per fare il nuovo Palafender, che non è una cosa semplice perché in 10 di noi abbiamo fatto anche un mutuo per poter finire i lavori, i primi lavori. E adesso
il comune ci dà una mano con altri 50.000 per fare le vetrate e prossimamente sarà agibile, ma è una struttura che si può fare adibita a qualunque cosa, perché si farà teatro, si faranno convegni, congressi e pian pianino, se riusciremo a avere anche le docce, potrà essere, invece di andare al palazzetto, potremo fare tutto là. È un centro che può essere adoperato da tutti per fare la camminata, magari a mezzogiorno si può trovare una pasta o cose del genere. Io ti faccio i complimenti, caro Giacomo, per l'impegno che ci stai... Vorrei fare i complimenti ai miei che hanno lavorato sodo. Stasera abbiamo finito, era meglio di prima il parco, e se c'è qualche buca magari passeremo con Restrello a ripristinarla. Bene, fategli un applauso a Giacomo Salvador e io direi di andare proprio con il blocco, immagini congiunte tra Hotspot e il nostro Gianni Alsanto, che già di buona mattina era là a fare le riprese, con la quinta ed ultima prova del Master Cross. E insomma, gustatevi questa bella clip che insomma dà onore e giustizia anche al grande sacrificio di questo metto di Giacomo Salvador. Finale di stagione, siamo a Vittorio Veneto, la città della vittoria. Oggi un gemellaggio con l'ultima tappa, la quinta prova che assegnerà le maglie definitive di questo meraviglioso Master Cross, e tappa fondamentale per ricordare la vittoria della Guerra Granda o della Grande Guerra del 1915-18. Partenza per quanto concerne le fasce amatoriali. Abbiamo qua fascia 1, fascia 2 e fascia 3, chiaramente con anche le donne master. Lì davanti ci sono sempre i migliori, vale a dire il Carmine del Riccio, che sta conducendo la gara fin dalle prime battute, ma non soltanto. Bisogna tenere d'occhio un certo Massimo Folcarelli, che è partito con qualche secondo di distanza, ma sta recuperando la stragrande, quindi lui sicuramente sarà uno di quelli che nella fascia 2 vorrà vincere la maglia in maniera definitiva. Ricordiamo fascia 3 con Dal Grande, con Cottin, Sant'Eschiro, Sponga e Braidot. Per quanto invece concerne le donne master, abbiamo le solite note, vale a dire Simeoni, da Lazzaro, Bocchini, Rucco e Torresani. Un terreno reso scivoloso non dal fango ma dal ghiaccio, temperature quasi polari qui a Vittorio Veneto. Si sa, purtroppo pagano dazio sempre gli amatori, che sono costretti a partire di mattina di buon'ora, ma siamo già nelle fasi quasi conclusive. Abbiamo visto adesso partire nell'ultimo giro Carmine del Riccio, lo vediamo con un buon margine di vantaggio, ma di dietro incombe la figura di Massimo Folcarelli. Pensate che lui è l'unico che è sceso sotto i 9 minuti per quanto riguarda queste categorie, ma sorprese le vedremo anche con i professionisti. Nessuno credo abbia fatto meglio di lui. Quindi fasi conclusive di questa gara master,
con un Derriccio sicuramente al comando con la fascia 1. Per la fascia 2 Massimo Folcarelli, per la fascia 3 lì davanti c'è Corrado Cottin un po' in difficoltà, Giuseppe Dal Grande, d'altronde questo è un terreno a lui un po' ostico, non è fangoso e quindi rischia di perdere qualche colpo. Vediamo intanto la Tamara impegnata in questa contropendenza, qualche fatica a stare in piedi ce l'ha, infatti qua cade, poi purtroppo cadrà ancora e si farà male. E noi gli facciamo gli auguri a questa splendida atleta che tanto ha fatto nel Trofeo Triveneto e anche qua nel Mastercross. Quasi oramai una egemonia da parte di Elis Simeoni, che si sta involando a vittoria certa e quindi confermando così la leadership per quanto concerne il Trofeo Mastercross targato 2018. Quindi complimenti a lei, crediamo che il prossimo anno lei passerà Elite e quindi riuscirà forse a creare quel pathos e qualche vittoria in più anche alle altre concorrenti. Beppo Dal Grande che se la deve vedere con un certo Cottin che lo sta facendo penare alla stragrande, intanto anche Sant'Eschiro, vediamo come sta tirando come un forsennato proprio Giuseppe Dal Grande. Davanti abbiamo detto con Carmine Derriccio, ma incombe un certo Massimo Folcarelli, sta facendo la gara delle gare. Pensate, ultimo giro, anzi negli ultimi 2 giri ha recuperato un gap di circa 32-33 secondi, grande, grande, grande. Lo vediamo come sta attaccando addirittura la fascia 1. Ricordiamoci qualche anno di differenza. Carmine Derriccio prende la parte alta, invece proprio Folcarelli prende la parte bassa, dà un abbrivio incredibile e gli spioppa là esattamente 10-15 metri e sarà dura a questo punto per Carmine Derriccio andarlo a ricongiungersi con Folcarelli. Poco importa perché lui è della fascia 1 e quindi è sicuramente vincitore del Mastercross 2018, ma certo che la performance di Massimo Folcarelli, tanto di cappello, l'ho detto, questo è un atleta eccezionale, loro hanno nel sangue il ciclocross. Vincitore è proprio lui, Massimo Folcarelli nella classifica assoluta, vincitore anche Carmine Derriccio, fascia 1, bravissimo anche per lui. Seguono chiaramente per la fascia 1 Cionna Lorenzo, Mazzucchelli del mister Paccagnella Erichi, e invece per quanto riguarda la fascia 2 dopo Folcarelli c'è Bonalda, Longoni, Savio e Rec. E vediamo ora la bella vittoria proprio di Cottin che va a regolare Giuseppe Dal Grande e quindi anche lui maglia definitiva del Mastercross. Una Elis Simeoni galoppo vincente, anche lei bella la sua vittoria incontrastata. Pensate, insomma, lascia parecchia distanza tra lei e le altre atlete, va a vincere e quindi si porta a casa anche lei la maglia del Mastercross. Complimenti a Elis Simeoni e un in bocca al lupo invece alla Tamara Fabian che insomma ha avuto un incidente, speriamo la pronta guarigione. Questi sono i podi di giornata, li vediamo con la fascia 2, Bonalda, Longoni e Folcarelli. Qua vediamo Cottin, Dal Grande e quindi con Cottin in maglia di Mastercross. Dal Grande se la rifarà col Trofeo Triveneto, ce lo auguriamo per lui, e i campionati italiani. Qua vediamo proprio Elis Simeoni insieme a Elenia Lazzaro e la Anna Bocchini. Intanto partiamo con la gara dedicata agli esordienti, un in bocca al lupo anche a Thomas Paccagnella che è stato operato, un in bocca al lupo di pronta guarigione anche lui, ti aspettiamo nei campi di gara. E intanto andiamo a commentare la gara degli esordienti, anche questa è una gara molto avvincente. Con le donne ci sono la Granziotto Luca, la Fiorin, la Marcolli Milo, poi per quanto riguarda le donne Corvi Valentina, la Turina, la Venturelli, la Mengotti Donati, via via in questo tourbillon di gare. Chiaramente un terreno ostico, un terreno veramente particolarmente difficoltoso. Giacomo Salvador si è divertito a creare un tracciato veramente molto difficile, ma d'altronde anche questo è il ciclocross ed è giusto che imparino i ragazzi da questi momenti qua in poi, mettono memoria nelle gambe. Abbiamo visto proprio Granziotto, Fiorin e Milo Marcolini, sono là Marcolli che se la stanno giocando. Per quanto riguarda le donne, bene Matilde Turina e anche la Valentina Corvi. Vediamo quante
pendenze, contropendenze, e su queste fettuccine le vediamo quante volte bisogna anche alzarsi sui pedali e insomma rimotivare la corsa per poter essere sempre competitivi. Vediamo lì davanti tutti i migliori, con il 124 Milo Marcolli in seconda posizione, che tallona da vicino il ragazzo della Mosole, che è Luca Granziotto, che si sta comportando benissimo in questo Mastercross e non soltanto. Poi segue anche Fiorin Matteo, che qua purtroppo sbanda e perde l'occasione per poter far volata, ed è Granziotto ed è Milo Marcolli, ed è proprio Milo Marcolli che va a vincere, e quindi anche lui maglia sulle spalle. Peccato per Luca Granziotto, se la sarebbe meritata almeno una vittoria in questo Mastercross, perché si è comportato benissimo, non ci ha creduto, ha guardato di dietro che il suo collega aveva perso quell'attimo, però insomma bravissimo anche lui. E qua abbiamo la Valentina Corvi che fa una gara splendida, ricordiamo Melavi Focus Bike, che così regola Matilde Turina, e Venturelli Federica segue Mengotti e Donati. Questo è il componimento delle donne esordienti. La vediamo adesso la Matilde Turina che va a imporsi, e quindi molto contenta del suo secondo posto, che gli crea esattamente quella soddisfazione che oggi è importante, oltretutto vestita anche dall'amico Matteo Buso. Vediamo adesso il podio degli uomini con Milo Marcolli, Luca Granziotto e Fiorin Matteo. Ricordiamo, Milo Marcolli veste la maglia definitivamente di Mastercross. Anche qua fiori per quanto riguarda le ragazze, e abbiamo la Corvi, la Turina e la Venturelli. Benissimo, archiviamo anche la pagina per quanto riguarda le categorie giovanili e andiamo con gli allievi, leggermente più affollata, ricordiamo circa 400 gli iscritti, ma dobbiamo anche però ricordare purtroppo la scomparsa è un ricordo a Vittorio Bova dell'Elisa Pavimenti. È stato colui che ha iniziato il Trofeo Triveneto tantissimi anni fa, è stato un talent scout, è stato molto vicino agli organizzatori ancora ai tempi di Zamprogna, e siamo vicini alla famiglia, e quindi gli dedichiamo questa gara di giovani dove lui era particolarmente legato. Quindi siamo dispiaciuti, ma il mondo è la vita, va avanti. Ricordo positivo di quest'uomo che tanto ha fatto per lo sport e soprattutto per il ciclismo. Ricordiamo Elisa Pavimenti e quindi il suo mentore Vito Bovo. Partite anche le donne a questo punto. Andremo a vedere cosa succederà, andremo a vedere Brian Olivo se anche oggi vorrà fare gara a sé stante, oppure Agostinacchio Filippo, che lo abbiamo visto molto bene nelle ultime sue apparizioni, se potrà contrastarlo. Certo, abbiamo anche lì, per quanto riguarda le donne, Martina Recalcati della Cicli Fiorin, che è un cliente particolarmente ostico per Papo Alice, che veste la maglia di leader della classifica fino alla quarta tappa. Oggi stiamo raccontando la quinta e ultima tappa, quindi lei dovrà soltanto cercare di non perdere troppi punti. Ricordiamo che oltretutto oggi il punteggio è doppio rispetto alle altre gare, quindi bisogna fare i conti per non perdere proprio la maglia. Anche questa è una cosa un po' bella, mi piace anche molto, da quel pathos in più per quanto concerne questi atleti e soprattutto le varie classifiche. Abbiamo visto, per quanto riguarda davanti Filippo Agostinacchio davanti a Brian Olivo, stanno facendo una gara particolarmente a due, quasi a tre, con Sifredi Matteo della Rusty Bike Team Eicher Costruzioni. Vediamo tutti quanti li accompagnati, però la lotta è tra Brian Olivo e Agostinacchio, si stanno dando spallate. Brian Olivo non ci sta certo a farsi mettere sotto e quindi sta imprimendo una bella potenza alla sua pedalata, però certo Agostinacchio sta facendo una gara molto intelligente, non sta prendendo rischi, si è accodato dietro a Brian Olivo, lo sta seguendo come un'ombra insieme a Sifredi Matteo, ma poi c'è anche Tagliapietra al quinto posto, che non è tanto lontano. Vediamo questo trio che si sta con Gabriel Fede, lo vediamo impegnato, sta faticando un po' di più rispetto ad Agostinacchio e a Brian, per cui adesso Brian che ha preso un bel po' di distacco. Per quanto riguarda un po' questo momento affollato, abbiamo gli allievi al primo anno, quindi Marco Betteo, abbiamo anche
Tommaso Ferri, Borrello, e per quanto riguarda le donne, lì abbiamo Papo Alice, Recalcati, Fontana Beatrice e Callachin, che si stanno menando di brutto. Vediamo che alcuni atleti, insomma, esasperati da queste salite, e Giacomo Salvatore li ha messi veramente alle strette. Qua è la lotta, Brian Olivo oramai è stato il leitmotiv di tutto il Mastercross, un Brian Olivo che abbiamo detto è un po' una sorpresa quest'anno, ha fatto dei progressi enormi rispetto agli anni passati, ma d'altronde insomma lui è sempre stato un cavallo vincente. Oggi un po' in ombra sono diciamo gli outsider con Sifredi, Barazzuole, Tagliapietra, Gabriel Fede che ha perso molto, deve aver avuto qualche incidente meccanico, anche qua non era da cambiare molto la bicicletta, però era da stare attenti anche a non portare su pezzi di detriti e stare attenti soprattutto alle scivolate, perché il terreno è ghiacciato. Siamo partiti con -2 gradi, quindi stiamo raccontando una fase di ciclocross proprio da nord, ma vero nord Europa. D'altronde Vittorio Veneto ci ha abituato a queste gare. Adesso qua siamo nelle fasi conclusive, attacca, ve l'ho detto, Filippo Agostinacchio, è stato molto intelligente, molto accorto, non si è fatto mai prendere dal panico, è sempre stato lì, ha marcato da vicino Brian Olivo e apparentemente questa sua tattica e questa sua tecnica sta pagando alla grande, perché negli ultimi fasi, lo vediamo, ha lasciato un bel distacco tra lui e Brian Olivo. Un poco importa, perché Brian Olivo con la seconda posizione conserva la maglia definitivamente del Mastercross. Martina Recalcati la vediamo in queste chicane e sta facendo una ottima gara, ha lasciato dietro parecchio Alice Papo, che anche lei deve stare attenta, insomma si può accontentare anche lei della seconda posizione insieme a Beatrice Fontana. Li vediamo tutti là, queste sono le categorie forse più affollate del Mastercross, con 3 categorie in una. Abbiamo allievi primo e allievi secondo anno più le donne. Brian Olivo alla ricerca di un contrattacco che possa favorire il riagganciamento con Agostacchio Filippo. La vedo dura, perché Agostacchio sta facendo la gara della giornata. Quindi team Bramati insieme contro il Bania Sport Dilettantistica. Vediamo, dalle immagini non ci facciamo ingannare, perché lì davanti c'è Agostinacchio e non c'è proprio Brian Olivo. Siamo già nella fase conclusiva e ha fatto una grande vittoria, fa bene a battere il petto. Filippo Agostinacchio oggi vince a Vittorio Veneto e chiude con la ciliegina sulla torta e mette dietro un certo Brian Olivo che ci ha fatto brillare gli occhi fin qui, ed è stata veramente per lui una cavalcata trionfante per quanto riguarda il Mastercross, e non soltanto, sta decidendo le sorti anche del Trofeo Triveneto. Sarà una bella lotta ai campionati italiani all'Idroscalo di Milano, per cui abbiamo detto che il movimento degli allievi è il movimento forse più interessante di tutto il panorama ciclocrossistico. Segue Matteo Sifredi, Barazzuol e Tagliapietra Enrico per quanto concerne gli allievi al secondo anno. Qua adesso andiamo a vedere le donne. Intanto ricordiamo che Marco Betteo regola Ferri Tommaso e Borrello Filippo nella categoria degli allievi al primo anno, mentre Martina Recalcati va a vincere su Papo Alice, Beatrice Fontana, Calancin, Giulia e Giabocco e Eleonora. Quindi bella gara anche la sua, tra poco le premiazioni, ma insomma vediamo la Papo Alice in seconda battuta, che insomma arriva con qualche secondo di ritardo. È stata una giornata molto importante per lei, comunque contentissima, non ha sprecato tante energie e ha fatto molto bene, visto che la maglia non gliela toglie più nessuno. E adesso Beatrice Fontana, bella gara l'abbiamo detto, e poi tanta gente, confortante vedere come il Veneto, ma si sa Vittorio Veneto, ma anche Faè, il ciclismo è sentito in maniera particolare. Vediamo il podio, Brian Olivo che insomma mantiene la sua maglia, il vittorioso oggi è Agostinacchio, bravo a lui, che va a imporsi fascia, allievi al primo anno, Marco Betteo al centro, Recalcati, al centro, poi abbiamo Ferri Tommaso e Borrello Filippo. Questo è il componimento. Questo per quanto riguarda invece le donne. Come dicevamo, abbiamo la Recalcati, la Papo che veste definitivamente la maglia di leader della classifica, quindi
complimenti a lei. E quindi un bel podio anche questo per quanto riguarda le donne, con Beatrice Fontana al terzo posto. E qua una in bocca al lupo e un arrivederci ai campionati italiani, se non prima passando dalle ultime 3 tappe del trofeo Triveneto. Questa è una sintesi invece per quanto concerne gli junior, sintesi molto breve perché comunque c'è stato un appuntamento con la Rai in diretta dove avete potuto gustarvi le immagini di questo Mastercross. Certo, con quello che si è potuto fare si è fatto, e quindi diciamo così che l'immagine è stata salvata in qualche maniera anche da parte degli organizzatori. E qua vediamo la sorpresa di quest'anno, che è stata veramente la sorpresa, perché Toneatti ha fatto un percorso incredibile. Sarà che lo allenerà un certo un fenomeno Pontoni, ma lui ha fatto quest'anno quello che non ci credevamo proprio agli occhi. Lui è andato veramente bene dall'inizio e va a vincere, e quindi anche lui indosserà la maglia definitivamente di leader della classifica del Mastercross targato 2018. Complimenti a lui, ma bene anche Luca Pescarmonica, anche Emanuele Uez che è arrivato terzo in questa gara, Samuele Leone e Bergagna Tommaso. Questa è la top 5 di questa gara. Adesso vediamo proprio Pescarmonica Luca della Merida Italia Team, che va a tagliare il traguardo in seconda posizione, ma dicevamo appunto il progresso che ha fatto quest'anno Davide Toneatti ci lascia senza parole, e sono curioso di vederlo veramente negli appuntamenti importanti. Stiamo crescendo. Qualche tempo fa vi dissi che era a breve che qualche italiano mettesse il muso davanti nelle gare internazionali. Pensate che per la prima volta che accade, Alice Maria Arzuffi è leader del Super Prestige. Non è mai accaduto, non accadeva da anni, e quindi tutte queste gare che si sono create negli anni hanno portato risultati e proficui anche per quanto riguarda a livello internazionale gli atleti. Abbiamo visto Toneatti, Uez e Pescarmonica. Partono le donne, quindi donne open. Anche qua la battaglia sarà tra la Sara Casasoli, la Francesca Baroni, che l'abbiamo vista vincitrice a FAE, e poi dopo attenzione a Silvia Persico, Alessia Burleri, Anna Oberparleiter, che la vediamo leggermente migliorata rispetto alle ultime apparizioni. Ricordiamo che lei è maestra di sci, lavora tutto il giorno, ma secondo me sta preparando molto bene il campionato italiano, e lì non è mai detta l'ultima parola, perché a differenza di qualche commentatore che già dice quando arrivano a 30-35 secondi di distacco tra la prima e la seconda, nel ciclocross non si può mai dire fin quando non si è tagliato il traguardo, perché purtroppo l'incidente meccanico può accadere in ogni momento. Non è così invece per Sara Casasola, anche lei allenata da Pontoni, prende la rivincita, e quindi oggi punteggio doppio, ma non ne aveva bisogno, leader della classifica Mastercross, bravissima. E Francesca Baroni oggi si deve accontentare della seconda posizione. Saluta il suo pubblico, siamo contenti per lei, ha fatto anche lei la sua ottima figura. Silvia Persico in terza posizione, poi dopo segue Alessia Bulleri, ricordiamolo, Merida Italia Team, e Anna Oberparleiter, la nostra Anna Oberparleiter, che si posiziona in quarta posizione. Non è poco, complimenti a lei. Segue Chiara Teocchi, Gaia Realini, Nicole Fede e Nicole Pesse, top 10 con Sofia Beggin, e ci fa molto piacere perché la Sofia Beggin ha cominciato a essere lì e ad avere e ottenere qualche risultato interessante. Chiudiamo con la gara Open maschile. Parte malissimo, ma proprio malissimo, Cristian Colinelli. Purtroppo si è staccato la pedalina di Fruete, e lui ha perso veramente tanti secondi e li sta pagando sin dalle prime battute. Lì davanti abbiamo Sara Stefano, che è partito alla stragrande, Folcarelli, che credo sarà la sorpresa dei campionati italiani, teniamolo sotto controllo, e purtroppo Cristian Cominelli, che è costretto a rincorrere fin dalle prime battute. Bene, lo vediamo anche Luca Braidot, Matteo Vidoni, poi abbiamo Cibrario e Daniele Braidot. Come detto, Sala fa corsa a sé stante, va a vincere, e quindi si conferma
oggi vittorioso e porta via purtroppo la maglia a Cominelli, ma secondo posto per Antonio Folcarelli, che ha fatto veramente cose da pazzi negli ultimi giri. Pensate anche lui come sono passati sotto i 9 minuti, grandi cose per loro. Questo è il podio con Sala, Folcarelli e Cominelli. Sala sì, a testa, leader della classifica generale e quindi campione del trofeo Master Cross 2018. Siamo con i due grandissimi protagonisti della classifica finale del Master Cross Selle SMP per galanteria. Partiamo con Sara Casasola. Sara, una maglia che hai inseguito fin dalla prima tappa a Class, una bella riconferma qui a Vittorio Veneto. Sì, sono molto felice per come è andata oggi e di aver portato fino in fondo la maglia, e ringrazio la mia squadra, la DP66, che mi sta dietro e sta dietro a tutti noi, e tutti gli sponsor che ci appoggiano sempre, Giant, SMP, Rigoni, Nuovi Investimenti, Vittoria, e quindi sì, tutto questo è stato possibile grazie a loro. Per te, oltre al Master Cross, leadership anche del Giro d'Italia di ciclocross, poi c'è il campionato italiano, quindi sicuramente una stagione, e il mondiale ovviamente, una stagione che non è finita ma anzi entra nel clou proprio in questi giorni. Sì, beh, la stagione è ancora lunga, speriamo di continuare così, di migliorare ancora un po' e incrociamo le dita. Stefano Sala, Stefano, punteggio doppio, oggi ti ha nettamente favorito, dicevamo comunque te la sei guadagnata, eravate in tanti che potevate giocarvi la leadership, oggi doppio colpo, maglia e vittoria a Vittorio Veneto, che è sempre un gran percorso. Nel comunicato stampa ho scritto: questo è un percorso molto simile alla Coppa di Namur. Cosa ne pensi? Ma diciamo che sono contentissimo, ci speravo nella vittoria ma non è che ci credevo fino in fondo. E invece oggi sono partito bene e ho subito gestito il mio piccolo vantaggio e niente, sì, oggi punteggio doppio, quindi mi è andata di lusso. Mi dispiace per Christian, ma questo è lo sport e ben venga, specialmente perché per me è la prima vittoria tra gli Open internazionale, no? Quindi diciamo è tanta roba. Adesso l'appuntamento principale comunque è il campionato italiano e sarà una bella lotta. Comunque ho visto comunque che Antonio sta venendo su con una gran gamba e niente sarà scontato. Grazie a voi ragazzi. Grazie. Ciao. Bene, molto bene. E beh, insomma, c'è un po' la storia del ciclocross qui oggi, e questi ragazzi qua sono un poco pigri, perché Alessandro Fontana è stato la storia del ciclocross ed è un vostro dirigente. Dovete accoglierlo con un applauso un po' più forte, ragazzi. Insieme a lui abbiamo anche Luigino Casagrande, vicepresidente della Sanfiorese, ma parto con Alessandro. Insomma, abbiamo sentito un po' di cose. Adesso siete voi a fine settimana per proseguire quello che per me è il fiore all'occhiello di tutto il panorama del ciclocross nazionale, perché per me il Trofeo Triveneto non è un mistero, credo che sia la cosa
più bella che abbiamo potuto interpretare negli ultimi 20 anni io, ma con Giacomo Salvador l'ha preso da qua e poi può nascere anche il Mastercross e può andare bene, ma il Triveneto è stata la palestra che ha veramente sfornato dei grandi talenti. Senza ombra di dubbio, diciamo, il trofeo Triveneto viene organizzato ormai da quanti? 38 anni, se mi ricordo bene, ecco, quindi voglio dire, è normale che è come parlare di una grande classica, no? Un circuito che si è proposto per tanti anni, che ha diciamo, fatto crescere i ciclocrossisti di tante generazioni, certo. Fondamentalmente. Siamo onorati di poter continuare, diciamo, ad organizzare delle manifestazioni inserite in questo contesto, in questo trofeo. A San Fior, come ogni anno, ci si impegna, si fa il massimo, si cercano sempre delle novità per far divertire i ragazzi che sono sul percorso, certo. E anche il pubblico che guarda. Speriamo di riuscire nell'intento, di riuscire anche quest'anno a proporre una bella giornata di sport che sarà doppia, perché oltre alla prova del Trofeo Triveneto il giorno dopo la Sanfiorese si è presa l'impegno con grande onore, insomma, di organizzare la Coppa Italia Giovanile per rappresentative regionali e quindi, diciamo, impegno doppio. Si sta lavorando, cerchiamo come tutti quanti di fare del nostro meglio e niente, dopo gli auguri di Natale, insomma, bisogna smaltire un po' mi pare giusto. Il panettone. Ma tornando al Trofeo Triveneto, tra cui un certo Filippo Fontana, che mio dispiacere, poi ognuno è libero di fare le proprie scelte, non l'ho visto quest'anno, però comunque è un talento di sicuro avvenire. Ma diciamo che è impegnato da diversi anni sdoppiando l'attività, facendo la multidisciplina, quindi praticando la strada, praticando il ciclocross, praticando la mountain bike, sta imparando molte cose. È normale magari che in futuro lo vedremo puntare più specificamente ad alcuni appuntamenti. Aveva bisogno di recuperare un po', c'è stata anche la fortuna che è entrato, diciamo, nel centro sportivo Carabinieri e di conseguenza, ecco, seguendo il corso non ha potuto allenarsi granché, lo ripeto, ha preso la palla al balzo, ha detto un anno di recupero non fa male. La palla al balzo la prendiamo anche noi in linea, perché questa è la storia che bisogna raccontare. Un ciclocrossista, bene, fa la carriera militare con i Carabinieri, sono quei modelli. Io ho sofferto molto per quella tragedia che è capitata, dove dei ragazzini veramente giovanissimi, addirittura accompagnati dai genitori, che andavano a vedere un concerto che ognuno può fare quello che vuole, ma basta controllare i testi che faceva questo li chiamano anche artisti, da rendersi conto che forse non vale la pena, no? Perseguire dei modelli che poi in realtà cosa ti danno. E noi facciamo tanta fatica invece a esportare questi modelli che poi dopo sono quelli che in realtà sono le fondamenta di una società sana, civile. E allora l'ipocrisia che dicono che l'artista può dire quello che vuole, beh allora se il giornalista o non lo so, il critico o il letterato dice qualcosa e viene censurato, addirittura è punito dall'ordine, e invece questi fanno il cavolo che vuole. Mi pare proprio copia e incolla della società, uno più è un farabutto, più può permettersi di tutto, mentre una persona onesta e fa fatica, insomma. Non vorrei imitare Crozza, ma è fattuale. È vero o non è vero? Assolutamente sì, è proprio una metafora della vita di adesso. E io spero, non lo so se quest'anno avrete anche Matteo Trentin come ogni anno, se va già... perché quello è un grande esempio, perché ogni anno quando Matteo Trentin sceglie quelle 2/3 gare quasi sempre del Trofeo Triveneto, c'è veramente tanta gente che viene a vedere, perché comunque Matteo ha lasciato un grandissimo... Certo. Anche bel ricordo, non solo per chi ci ha corso insieme, ma anche per questi ragazzi che vedono il campione europeo su strada cimentarsi nel fuoristrada. E certo che sì. Intanto sono contento anche di vedere Luigino Casagrande, che ti dico, noi ci vediamo poco, forse è anche colpa mia, perché non mi avvicino troppo, forse tanti mi prendono per uno
sborone non sono, la No, Ilenia mi conosce assolutamente bene, no. però ho rispetto perché vi vedo sempre molto impegnati, concentrati, perché comunque avete delle responsabilità durante le gare, dovete occuparvi dei vostri ragazzi e oggi ci porti questa bella scolaresca fatta di bei giovani che a 60 anni, ve l'ho detto, si cambia un po', no? E quindi il mio cambiamento è rispetto a loro, che vedo un futuro, in loro vedo delle cose buone che possono creare. E qua ci siete voi anziani, un po' come me, che ci credete. No, ma dici bene, a parte che ci vediamo, non è che non ci vediamo, sui campi di gara sempre. Sì, quest'anno un po' meno. E poi per quanto riguarda i ragazzi, io non ci sono solo sul campo di gara con loro, ci sono sempre e tutto l'anno. Voglio dire strada, cross e mountain bike. Luigino, comunque se può è presente quasi sempre, dai. E in ogni caso voglio dire anche, lo dico pubblicamente, che questi qua sono dei ragazzi d'oro e sono 2 anni che sono con me e non posso dire proprio che bene, insomma, non ho mai avuto una squadra così coesa Ma voi siete dei ma modelli. penso che si vedano comunque nei campi gara cosa sono sti ragazzi qua. Sai, Luigino, cosa ti dico? Tante volte nei programmi importanti della televisione, quando devono... Perché adesso quando uno partorisce un figlio, diventa papà, pare sia un eroe, no? Invece no, non c'entra un cazzo loro, è Dio che ci ha dato questa benedizione e anche un cretino può diventare padre, no? Tra virgolette, o madre. E io dico, ma il mestiere più difficile del mondo. Io credo che un padre, un genitore, non sia un mestiere più difficile del mondo. Basta che sai come comportarti, il modello è il tuo comportamento che i figli o i tuoi atleti vedono, e quindi non è che, se è chiaro che un padre è un po' balordo, può darsi che il figlio diventi balordo, ma se un padre non è che debba insegnare l'educazione, basta il suo comportamento dalla mattina alla sera per delineare delle guide, o no? Sai, penso che un padre comunque la maggior parte semina bene, comunque madre e padre in famiglia seminano bene, poi non sempre, siamo onesti, voglio dire. Le ciambelle riescono col buco. Sì, vabbè, insomma, ecco. Però in linea di massima, quando tu fai delle cose, i ritorni ci sono. Sì, poi tornando al discorso di Trentin, mi riallaccio perché vedo che è una persona che comunque vola bassino. È rimasto quello che è. E questo i ragazzi lo devono imparare, nel senso, imparare forse già sono abbastanza vaccinati, non ne ho che volano tanto, che volano alti, voglio dire. È un esempio perché al suo livello venire a fare, rappresentarsi qua nelle nostre gare, voglio dire, già questo è un buon esempio. E vuol dire tante persone in più che vengono a vedere. Sì. Ma credo che oggi, come oggi, Ilenia, Trentin sia uno tra i, diciamo, più forti corridori nel mondo, sì. ed è italiano. Sì. Assolutamente sì. Ed è partito da San Fiorese. Ma a me piace tantissimo quello. Borgo. Lui tra l'altro Veloce che è Borgo non c'è un'intervista dove lui non nomina il ciclocross. E questo vuol dire che lui è comunque dentro di sé, sa che il cross è stato il trampolino di lancio, perché io poi tra l'altro lo conosco benissimo e la prima volta che è andato in Belgio è andato a dormire dove andavo a dormire io, quindi la storia la so tutta. E lui non c'è veramente un'intervista dove non ricorda questo, e il fatto che sia sempre presente a quei 2 o 3 appuntamenti, sì. E poi lo vedi che si diverte anche, cioè a me piace questa cosa perché lui viene, non sei tu che vai a cercare lui, ma è lui che viene a salutare te. Sì. Ed è una cosa incredibile per il livello in cui è adesso. Credo che sia normale. È normale, però ormai non è più normale. Bravo. Quindi bisogna assolutamente... Però viene anche forse perché tu gli hai dato tante mazzate in gara quando correvate. Oddio, diciamo che... Gli hai insegnato. Appena è passato Under 23, giovane, insomma, 18 anni, certo, magari... qualche volta gli ho messo la ruota davanti, ma è stato per poco tempo, perché lui però ha imparato, lui destinato... che ha imparato molto da te, ha rubato il mestiere. Se l'ho fatto vuol dire insomma che sono stato utile, quindi questo non mi fa che tu sei utile a prescindere, Alessandro, sei utile a prescindere. Io manderei solo un altro servizio di Christian Bon, della presentazione dell'MN Melania con Miss Italia, quindi insomma belle donne oggi, e quindi siamo sotto le feste di Natale, quindi beccatevi sta bella clip di Christian Bon.
c'erano proprio tutti a festeggiare la stagione 2018 e a tenere a battesimo quella del 2019 della OMM Melania Faleria. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. La corazzata guidata da Fabrizio Petritoli, punto di riferimento del movimento amatoriale nazionale, si è ritrovata nella splendida cornice del teatro Alla Leona di Montegiorgio per celebrare una stagione ricca di successi, ma soprattutto per guardare al futuro con grandi ambizioni ed entusiasmo. Una serata all'insegna di un clima particolarmente rilassato che rappresenta la chiave del successo della OMM Melania Faleria. Una serata che ha reso omaggio anche a tutte quelle realtà vicine alla squadra e a tenere a battesimo la nuova stagione una madrina d'eccezione, Carlotta Maggiorana, Miss Italia in carica. Carlotta Maggiorana, da Montegiorgio a Miss Italia, madrina di questa bella realtà, uno degli orgogli di Montegiorgio. È un piacere per me essere qui questa sera, conosco Fabrizio da quando ero piccola, era amico di mio papà, purtroppo non c'è più, andavano in bici insieme, quindi è stato davvero un grandissimo piacere per me essere qui questa sera insieme a tutti i miei compaesani. Fabrizio Petritoli, ci lasciamo alle spalle una grande stagione, la 35esima, e vi apprestate ad affrontare la 36esima stagione con rinnovato entusiasmo, e questa sera ne abbiamo avuto la più bella dimostrazione. Sì, sicuramente, quest'anno è stata una stagione un po', come si dice, un po' così, tranquilla, senza tante pretese. Per il prossimo anno infatti ho voluto rinforzare il gruppo sia nelle Gran Fondo sia sui circuiti, perché nel prossimo anno voglio fare, essere presenti sui circuiti e essere presenti bene sulle Gran Fondo. Raddoppiate le attività, tante le iniziative in programma, senza mai perdere d'occhio in modo particolare quello che è anche il ciclismo giovanile, l'aspetto di promozione. Quello sicuro, quest'anno per motivi tecnici non ho potuto organizzare, ma il prossimo anno già questa sera ho fatto mettere in calendario la data, che è sempre la seconda domenica di settembre, per la categoria allievi. Poi stiamo valutando anche ancora di stare con Adriano Amici con le gare professionistiche, e tutto adesso bolle tutto, poi piano piano risolviamo. Comunque i giovanissimi ci siamo sicuramente. Michele Ortenzi, sindaco di Montegiorgio, l'OMM Melania Faleria è uno degli orgogli di questa località, degli orgogli sportivi. Assolutamente sì, un team, una squadra che compie i 35 anni, il 35esimo anno di attività, e vuol dire che comunque dietro c'è una grandissima organizzazione e quindi una grande passione, un grande impegno da parte di tutto il team. In questi anni ha raggiunto dei risultati importantissimi, delle vittorie importanti, ha portato soprattutto in alto e ha fatto conoscere il nome di Montegiorgio e delle Marche dappertutto. Quindi per l'amministrazione comunale è un motivo di grande soddisfazione e è un motivo di orgoglio e soddisfazione il fatto che abbiano scelto di celebrare questo compleanno e di presentare la squadra che affronterà la stagione 2019 qui nel Teatro Domenico La Leona. Vladimiro D'Ascenzo, pronti per l'ennesima stagione in maglia Melania in quella che è una grande famiglia? Sì, siamo pronti come sempre, ecco, perché comunque, come dico sempre, riesco ancora a divertirmi, l'andare in bicicletta per me è anche salutare, perciò mi diverte prepararmi e affronto l'agonismo sempre con piacere. Ecco. Per quanto riguarda la stagione che viene, penso che come sempre sarà una bella stagione. Ci sono dei nuovi innesti, sia per quanto riguarda il gruppo Gran Fondo che la bella realtà che ha creato col gruppo, diciamo, dei circuiti, perciò saremo un bel gruppo e
è anche vincente. Ecco. Pigroni. Bene, ben rientrati, grazie Cristian. Su Cristian, quando l'hanno visto a Gorizia insieme a Gianni, cosa pensavano? Tanta gente ha scritto, ma Cristian è uno di noi da una vita. È uno cioè di sarà... noi, certo. Vabbè, io lo conosco da una vita, ho cominciato con Cristian, Sì, tu lo vero, sai, è parlo vero. 20 anni fa. Però sì, lui è uno di noi, cioè quando noi andiamo anche ai mondiali è il cameraman che viene Beh, certo, poi dopo lui ha una passione addirittura esagerata, perché Cristian hai fatto anche quelle clip, migliaia e migliaia di Sì, questa settimana si è condivisioni. sbizzarrito. Ma lui ha una grande passione, sono quegli uomini giusti che servono al ciclocross, ma non soltanto. Torniamo un po' a bomba, Trofeo Triveneto, non abbiamo soltanto che loro, perché abbiamo subito qua domenica Gorizia, la nuova Gorizia, anzi no, Gorizia proprio in Slovenia, se non sbaglio. Andiamo via sabato mattina io e Bigliani, andiamo a vedere cosa hanno preparato e dargli una mano perché riesca bene a questa Lì penso che abbiano una passione, ho visto un video con una telecamerina, tutto il percorso, ho preso paura, in mezzo ai condomini addirittura. Sì, lo so. Io mi immagino la gente che stia fuori dalla finestra a guardare questo spettacolo. Sì, sono due ragazzi che hanno voglia di mettersi in gioco, sono venuti a vedere anche qualche volta quale gare nostre. Persone umili. Sì. Umili. E noi andiamo là perché anche questa gara possa riuscire bene e chi viene a correre là sia contento. Verrà anche il nostro Gianni Dal Santo, perché il sabato farà una piccola copertina, loro ci tengono, hanno detto vorremmo fare una piccola clip per far vedere Gorizia dalla parte slovena e noi manderemo Gianni e Gianni confezionerà. La sera però a letto presto, caro Giacomo. Ma la sera io prima di mezzanotte non sono mai andato in letto in vita mia. È proprio l'adrenalina che ti... No. Tutte ore perse quelle di dormire. Quindi ci sarai anche tu, immagino. Sì, beh, io anch'io vado anche Sei prima. di casa. Io sono a casa, poi resto là tutta la settimana. E quindi darai una mano al mio povero Gianni Dal Santo che sarà da Assolutamente solo. sì. Mi raccomando. Però sfatiamo questo mito perché tutti pensano che sia lontano. Non è lontano, No, cioè da Parco di Piuma a Nova Gorizia dove c'è il percorso sono 2 chilometri. Quindi è come andare a Gorizia, è la stessa identica cosa. Loro, tu sai, io conosco molto bene, certo. E negli ultimi anni sono cresciuti tantissimo, tant'è che hanno un circuito di 5-6 prove in Slovenia e lì in Slovenia capita, adesso magari forse per il 23 non lo so perché i professionisti sono in ritiro, ma nelle altre gare ti capita di avere Mohoric, Mesek, Koren, quindi professionisti che tu vedi normalmente correre. Mi spiace pestare i calli di qualcuno, ma il Mastercross bene, ma l'internazionalità e la curiosità del Triveneto rimane in tonsa, rimane molto importante, Alessandro, come dicevamo prima, è vero. Quindi io credo che Giacomo una riflessione va pur fatta, il Trofeo Triveneto è un po' come dire il campionato di calcio di Serie A, no? Il più bello del mondo. Poi c'è la Champions League, bene, ma ce la permetteremo, ma intanto guardiamoci questo campionato di calcio che ha fatto ha costruito tanto. Luigino, partite allora, abbiamo detto questo fine settimana andremo con Nuova Gorizia e poi voi avete il martedì e il mercoledì se non sbaglio, no? Stiamo già lavorando da un pezzo. Ecco, ma date gli appuntamenti proprio ora per ora. Allora, meeting italiano il giorno e il giorno dopo il Triveneto. No, al contrario. Coppa Italia giovanile. In pratica il mattino ci sarà il team relay, è una novità nel cross. Bello. Mi sembra che non è mai stato fatto. Bello. Quello poi a seguire le altre 2 gare pomeriggio, esordienti allievi per regionali. Componenti 5 per squadra e possono partecipare anche più squadre per ogni regione, mi sembra che il Veneto ne ha 3 addirittura,
poi Lombardia vabbè, comunque... Comunque ci sono parecchie regioni. Sì, è un bel giro, sicuramente ci sarà tanta gente perché ovviamente il 26 arriva, no? Tanta gente si fermerà e penso insomma, che sarà una bella festa. Dai. E penso anche io, guarda, sarebbe anche da approfittare per chi a volte dice ma cosa facciamo a Natale? Beh, se qualcuno non ha tanti parenti andare via, oppure proprio non ha voglia di andare a Natale, che credo che forse in maniera spontanea si potranno creare delle situazioni molto curiose. Insomma, sono anch'io molto curioso. Ma sicuramente la Coppa Italia unisce l'Italia, tutte certo. le regioni. Ho visto Folcarelli, hanno già preparato anche il body per la Coppa Italia. Posso dirti su Folcarelli una cosa, te la devo dire. Papà e figlio, mi pare, se non sbaglio, che sono stati gli unici di tutti gli atleti a percorrere il percorso di Vittorio Veneto sotto i 9 minuti. Sono andati forti. Ma papà Folcarelli ha qualche anno in più degli elite, è andato via come una moto, abbiamo visto, io sono rimasto impressionato. Famiglia Folcarelli tutta la vita, io vi adoro e lo sapete. Allora, Triveneto il giorno successivo. 26. Il giorno prima, il 26 e il 27 campionati italiani. Coppa Italia. E Triveneto con la solita, diciamo, mise en place con Trentin. Certo, con Trentin, con il campione italiano Luca Braidot, ci sono diciamo, degli atleti di valore che vengono a scavare i solchi in quel di San Fior, no? Il 26. Non possiamo che essere onorati appunto di queste grandi presenze. Firmate ancora gli autografi, fate quel libricino con gli autografi quest'anno? Quest'anno gli autografi si possono firmare dappertutto, libricino, l'importante è che ci siano dei ragazzini che vedono diciamo, le star, perché così si possono definire. Sì, queste sono le nostre star. E l'autografo si può fare dappertutto. Bene, io intanto vi ringrazio, vi auguro di tornare serenamente nelle vostre case, vi auguro buon lavoro per la vostra competizione. Giacomo, hai fatto un buon lavoro, tu non devi recriminare niente, qualcosa succederà. Tu sei una persona onesta e brava, io ti conosco e quindi problemi zero. È vero? Non dire, è la verità e nessuno ti deve toccare. Allora, cara mia, lei facciamo anche gli auguri di buon Natale perché poi andiamo in onda post Natale, quindi buon Natale veramente a tutti e passare con chi volete voi. Sì, ma non soltanto buoni a Natale, Natale tutto l'anno. È vero, fate un applauso a questi ragazzi. Buon Natale a tutti. E ringrazio ancora la caposala, con tutto il cuore, la signora Sonia, la caposala del reparto chirurgia 2 degli ospedali riuniti di Brescia. Grazie ancora.